io mi sento male. È chiaro. Allora, guardate, prima di tutto c'è il mare. Il mare è importante perché mi fa sentire vicino alla città. Io sto qua. Non ho... Il primo tempo l'ho visto più o meno perché chi segue, chi vede gli short sa. Yo. I don't care, I don't care. Hug me. Yo, We won. we won! Congratulations! Yes. Quindi, allora, se è vero come è vero, perché è vero perché l'ho visto, che il gol di Osimhen è stato qualcosa, e Van Basten 2, il secondo gol alla Van Basten. Abbiate pazienza, scusate, esatto. Se è vero come è vero che il secondo, perché il secondo gol che fa alla Roma, alla Van Basten, quindi ispiratissimo. E quindi lì stavo ancora guardando, perché voi vedete dove mi trovo, no? Un locale bellissimo, vedete il palco e devo suonare e quindi c'è il problema che quando si deve fare il sound check per la serata troppo presto, ma voi siete in brodo di giù, lasciate un attimo i like, vi siete dimenticati, con calma perché non è successo niente, non è successo assolutamente niente, lasciate un attimo i like e se vi trovate vi iscrivete al canale e cliccate sulla campanella perché non so a che ora posterò domani, potrebbe essere la mattina presto, potrebbe essere di notte, posterò l'analisi tattica perché io adesso faccio il mio lavoro, poi torno a casa e me la rivedo perché il primo tempo l'ho visto a mozzichi e sbozzoni, i famosi hashtag sotto nei commenti, mozzichi e sbozzoni, perché ero lì a fare le cose che dovevo fare, il soundcheck, e quindi un pochino il cellulare, un pochino l'iPad. Quindi ho visto un gol su cross di Kvara, Osimhen fa un gol perché è impossibile stoppare il pallone, controllarlo con la coscia e tirare un missile in un microsecondo. Ha fatto un gol che veramente la prima reazione di tutti noi è salutiamo Osi, è stato un piacere, devi andare in Premier League a diventare uno dei grandi, perché la crescita che ha fatto sto ragazzo quest'anno, ma forse bastava un po' di continuità e fa la crescita che deve fare. Quindi Osi, il pensiero è stato quello, diciamo Osi se ne va. Ma non è successo niente. Poi rivedrò quell'uscita di Meret, quella cosa di Kim, perché mi dice il buon Versatile che lui l'aveva chiamata, quindi la rivedrò bene. Poi Meret però fa una parata importante su quel tiro proprio improvviso e là mantiene il risultato bene nel primo tempo. Poi il soundcheck diventa più intenso e quando il soundcheck diventa intenso io devo metterla lì perché devo essere professionale. Però voglio anche essere professionale con voi, ecco perché vi iscrivete al canale e non vi faccio venire mal di testa, adesso mi siedo. Vi iscrivete al canale e domani parliamo bene di tutto. Perché? Quando il soundcheck si fa più intenso non posso guardare più il cellulare. Finisce il soundcheck, mi giro e vedo 1-1. Che comunque la partita stava continuando ad andare sul mio telefonino. Non c'è dubbio. Mi giro e vedo 1-1. Non so come è successo, non ve lo posso raccontare. Non ho nemmeno aperto l'app per vedere effettivamente i marcatori. Non ho fatto niente di tutto questo perché dovevo... E poi però, mi giro e vedo il replay di Simeone. E vedo tutte... Non c'era nell'angolo il risultato. Non c'era, e stavo male, vedevo gente che esulta, che si abbracciava con Simeone e non ci potevo credere. Però poi mi sono visto l'assalto finale, ho visto quella voglia di non mollare. La partita ve la descrivo domani, per bene, con gli screenshot e tutto. Però ho visto gli ultimi minuti finali con la voglia di non mollare, con tutta la panchina in piedi. Ah, bello anche l'abbraccio tra Osimhen e Gollini. Vuoi vedere che Gollini è più uomo, è più chioccia, è più uomo squadra e spogliatoio di Sirigu? Ma la voglia di non mollare. È una squadra che quest'anno ci crede. L'avete visto C'è un video che è girato, sui miei amici abbonati subito me l'hanno girato, ed è un pre-partita dove un tifoso chiede a De Laurentiis: la vinciamo o vinciamo? O perdiamo?
Ma che cazzo di domande sono? Ora, al di là della risposta un po' sempre volgaruccia, io sono con De Laurentiis questa volta. Non gli fare queste domande. L'ho visto teso De Laurentiis, il che mi piace tanto, non so come spiegarlo, ma mi piace tanto vederlo teso perché lo vedo coinvolto in positivo per una volta. Le dichiarazioni lasciano il tempo che trovano, fa i tweet come deve fare, con calma, e lo voglio vedere così, teso fino alla fine, con quella cosa dici, ma capace proprio che vinciamo quest'anno. Quindi il tifoso medio, il più ottimista, poteva pensare che magari andava tutto bene, eccetera, eccetera. Quello più pessimista parlava già di Serie B, di ridimensionamento. Io ho detto un paio di questi giocatori che abbiamo comprato sono veramente forti. E quando arriva Simeone io dico, mamma mia, Simeone Petagna, hai aggiunto gol. E deve essere solo bravo Spalletti a capire quando devi utilizzare Simeone, perché Simeone entra in forma e quando è in forma Simeone segna, Simeone fa gol. A differenza di Petagna che è uomo squadra, che fa assist, Simeone fa gol. E Simeone, ma segnate Simeone perché non sono sicuro, si abbracciavano un po' tutti. Simeone fa gol. Osimhen ha fatto un gol incredibile. Guarda l'assist. Mi dicono un ottimo Zielinski. E Anghissà ancora da valutare, perché qualcuno mi dice scarpette, bisogna allacciarle. Ma domani vediamo tutto nel dettaglio. Anche perché sicuramente meriterà un approfondimento anche il post partita con Mourinho. Abbiamo fatto il regalo di compleanno a Mourinho. Eccolo qua, il regalo di compleanno a Mourinho. Sono stanco. È lo stress. Perché quando poi devi. È un bellissimo. È un palco grande. City Winery a New York, andate a googlare, è un bel palco. Ed è la prima volta che suono con questo cantante. Ha fatto American Idol. È forte. E quindi io sono emozionato che devo fare bene il mio lavoro per la prima volta con una band nuova che non conosco. E praticamente al gol di Osi, che tutti stavano montando gli strumenti, io ho cominciato a gridare come un ossesso e mi hanno guardato come un pazzo. No, scusate ragazzi, che è successa una cosa, sta succedendo una cosa che non si può spiegare. Contemporaneamente oggi è successo l'imponderabile, la crisi nera del Milan continua e diventa sempre più nera, e poi anche la Juventus. La Juventus poi quando gli ridanno i 15 punti va bene, ne parliamo. Però nel frattempo perdono col Monza e non va bene, in casa non va bene. Il Milan perde in casa col Sassuolo e non va bene. Perché? Perché si perdono certezze, perché inseguire Logora, e lo abbiamo detto tante volte per il Napoli e vale anche per le altre, inseguire Logora. E anche la Fiorentina stava per fare lo scherzetto alla Lazio, perché adesso quella traversa presa da Milenkovic come si dice, la caduta del Milan ha rivitalizzato un po' il campionato anche per quello che noi guardiamo come concorrenti. In questo momento la Lazio te la guardi, perché fa delle cose belle e te la guardi, però si è salvata con la Fiorentina, si è salvata l'ultima tutto perché la Fiorentina stava facendo lo scherzetto anche lei. Quindi tutta una serie di trasferte vincenti, quasi tutte, e c'era il pericolo, la Roma in trasferta che. Murigno. Insomma ragazzi, io vi bacio, vado un attimo dagli abbonati a capire che cosa sta succedendo, perché sono emozionatissimo, non ci si può credere. Abbiamo allungato sul Milan, importante. L'Inter ha vinto e vabbè, però abbiamo allungato sulle altre e questo è un altro sconto diretto che ti porti a casa. La Coca-Cola. Iscrivetevi al canale, lasciate il like alla Coca-Cola.